Per gli studenti alle prese con l'esame di maturità, la seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo di studio, ha riservato diverse sorprese. Al liceo scientifico 2 problemi con lo studio di funzione su una circonferenza e 8 quesiti, con citazioni di Cartesio, Platone e riferimenti a Boccioni e Cicerone. C'era un primo problema che appunto avevamo delle funzioni, una circonferenza e dovevamo calcolare un po' di cose. Com'è andata? Poteva andare sicuramente meglio, però boh. Però comunque avete consegnato in anticipo, no? Sì, consegnato in anticipo perché non riuscivo a finirla. Una prova un po' lunga ma abbastanza facile anche, diciamo. Devo dire che era abbastanza fattibile, chi ha studiato, chi no ovviamente, però rispetto all'anno scorso mi aspettavo una cosa un po' più difficile e sono riuscita a completarla quasi tutta, quindi sono abbastanza soddisfatta. Tutto quello che c'era l'avevamo fatto a scuola, non era niente fuori programma, i quesiti un po' complessi. Al liceo classico per il latino una tradizione della De Amicizia di Cicerone che mancava da 16 anni alla maturità. Te lo aspettavi? No, zero, pensavo Tacito, Seneca, ma Cicerone no. E com'è andata? Bene, in realtà era facile, quindi nulla di complicato. Sapevamo che era tra i probabili, tra i 3 che escono più spesso, però non ce l'aspettavamo troppo che uscisse Cicerone, quindi eravamo anche abbastanza felici che è un po' più semplice di Tacito tipo. A noi ci aspettavamo un Plinio il Vecchio, tendenzialmente, o un Seneca, un Tacito, ma Cicerone no. E com'è andata? Bene. Non ce l'aspettavamo, io pensavo Tacito sinceramente, anche il mio nostro prof pensava Tacito, invece vabbè è uscito Cicerone, diciamo che non era troppo difficile comunque come versione. Per la prova d'inglese al liceo linguistico un brano di Hilary Mantel. La tacia d'inglese era un po' difficile ma è andata. Il primo testo era abbastanza semplice e anche il secondo, quindi era molto più semplice di italiano rispetto a ieri. Ora qualche giorno di meritato riposo, poi gli studenti dovranno tornare sui libri per preparare la prova orale. Oggi è un giorno di rilassamento, sì, assolutamente. E poi? Poi niente, farò l'orale, inizierò a studiare tra qualche giorno, insomma. C'è l'orale, ma settimana prossima quindi fra una settimana esatta, quindi ho tempo per prepararmi. Per l'orale, fiduciosa? Sì, sono la prima della classe che sarà interrogata all'orale. Da un lato la vedo positivamente perché almeno me la tolgo, però dall'altro sono un po' in ansia perché è tra poco.